professor Bruckner? Prego, sì. Io non so se lei si ricorda ancora di me. Ci incontrammo una volta anni fa dai Donner a Marburgo. Lei fu così gentile quel giorno da accompagnarci per mia moglie. Macchina. Sì. Mi scusi, ma in questo momento non riesco a metterla a fuoco, veramente. No, io la prego. Del resto, se c'è qualcuno di cui ci si ricorda, questo è proprio lei, di me non c'è nessuna necessità di ricordarsi. Di conseguenza non me la prendo. In che cosa posso esserle d'aiuto? Tireman! Sei lì! Che diavolo viene a cercare di parlarti più vicino, non puoi avvicinarti, infatti. Basta due, ancora uno. Tu che vuoi fare? Vuoi rifilarmi un'assicurazione contro gli infortuni domestici? O che altro vuoi? Voglio fare in modo che ci si ricordi di me. Ah! E allora fallo, giovanotto. Un attore quando entra in scena deve sapere con certezza cosa vuole. Mostrami, cos'è che vuoi recitare? Il mio uomo è un timido. Timido! E perfido! Ecco cos'è, una carogna, un cane ringhiuso, una iena astuta. Io non so, timido. Astuto! Le due cose possono convivere. Prova ad accennarle. Ma sei così? Fallo pure timido astuto per me. Ma in dosi uguali? Io però l'avverto, già dall'inizio lei recita nella direzione sbagliata, su. Avanti, avanti! Il professor Bruckner? Prego, sì. Lei non si ricorda? Testo. Io non so se lei si ricorda ancora di me. Un momento, tu non ti piazzi così davanti a me. Non davanti a me, se tu mi stai qua davanti rigido, come un orso polare in camicia da notte, ragazzo mio, allora sì che imparerai a conoscermi. Veramente adesso io sto come quel povero diavolo che sono nel dramma. Dove sta l'essenziale? Il tuo compito qual è? Tu devi fare in modo che il mio Bruckner riesca a sembrare un personaggio inaccessibile. Ma come mi stai qua davanti invece? Il modo in cui io adesso mi presento è del tutto provvisorio. Io dico sempre, non è vero, se io devo fare un re, non è che io assuma un atteggiamento particolarmente regale. L'effetto si produce in quanto davanti a me gli altri si inchinano. Io non faccio molto, dovresti essertene accorto. Sì, certo. Pensavo semplicemente a seguito del testo, a quel passo in cui lei dice questo qui cos'è? Vieni qui. Questo qui cos'è? Fatti vedere. Vieni più vicino.